Ben ritrovati a centro anch'io, tra pochissimo iniziamo. L'anteprima la facciamo con il signor Floriano. Sì. Salve Floriano. Salve, salve. Lei che fa Floriano? È sposato, ha figli? Sono sposato, sì, tre figli. Insomma, Sì. c'è da tribulare un po' in casa. C'è da tribulare un po', sì. Non ci si annoia. No, no, c'è sempre da tribulare. Bene. Senta Floriano, proviamo a leggere il proverbio di oggi, dai. Noi che fate al monte, tutto andate da. Benissimo Floriano, molto bravo. Bene. Che traduzione possiamo fare? Possiamo dire che allora il monte tutto andate da. Neppure il mondo è stato fatto. Esatto, neppure il mondo è stato fatto in un giorno, cioè Quindi, insomma, secoli di vita. lei che professione svolge? Impianti elettrici? Elettricista. È un lavoro di perfezione, Assolutamente sì, sì, abbastanza che perfezione. va fatto senza fretta, immagino. Senza fretta, esatto, bene, fatto bene, senza fretta. E qua ci siamo fatti pubblicità e quando avete bisogno c'è Floriano. Sì, sì. Restate qui, Floriano magari non ci sarà più, ma a centro anch'io tra pochissimo inizia. Grazie. Centro anch'io, centro anch'io. Amiche e amici, ben ritrovati. L'opera che apre la puntata di oggi di Centro Anch'io è Ganimede con l'Aquila di Giove. L'appuntamento di oggi è dedicato a un'opera dello scultore danese Bertel Thorvaldsen che la realizzò su commissione del collezionista bresciano Paolo Tosio, fondatore della Pinacoteca. Si tratta di un piccolo marmo raffigurante un soggetto mitologico, il giovane coppiere degli dei Ganimede, celebrato per la sua bellezza che disseta Giove, qui rappresentato sotto forma di aquila. Eseguita a Roma negli anni 1814-1815, l'opera rappresenta pienamente lo stile neoclassico del quale Thorvaldsen fu uno dei principali artefici. Il gruppo scultoreo è giocato su una finissima corrispondenza di pose e inclinazioni che risolvono in armonioso equilibrio il contrasto tra la ferocia trattenuta dell'aquila e l'atteggiamento remissivo di Ganimede. Il proverbio di oggi, noi gafate il mogne tendende, che vuol dire? Andiamo. Noi, non lo Sì. so, abbiamo fatto tutto nel mondo. no? Ok, neppure noi abbiamo fatto tutto nel mondo, cioè quello che era il soggetto è diventato il complemento oggetto. Boh, penso, non lo so. Sì, pensiamo a continuare a fare questa bella passeggiata, eh? Sì, sì. Noi abbiamo fatto il mondo tutto in un giorno. Ah sì? Manco lo sapevo io. Quando? Noi chi? Con chi l'hai fatto il mondo? Non lo so. Ma sì. No. Non hanno fatto il mondo tutto in un giorno. Chi? Boh. Hai fatto merenda con Amanda, No. tutto bene, vero? Sì, tutto bene. Ok, stai bene, non è che chiamare l'ambulanza. Noi che fagni al mondo, riusciamo a... No, No. difficile. Sì, Molto. sì. Tu hai festeggiato ieri il compleanno. Sì, 18 anni. Mo si spiegano tante cose. Il signor Francesco e il signor Gigi. Lei, signor Francesco, non è bresciano. No, Di dove? di Isola Dovrese. Quindi provincia di Cremona. Invece lei, signor Gigi? Gigi, vivo a Piadena e faccio il pensionato. E che Dio la benedica. Però un po' bresciano è lei. Perché ho lavorato qui tanti anni, una ventina d'anni, come rappresentante. Come rappresentante. Lei non si offende se interrogo lui che è più bresciano di lei? Ci mancherebbe. Per carità. Quello che voglio. Non vorrei che poi litigaste per questa cosa. Allora, signor Gigi, noi gafagna al monte tendende. Noi gafagna al monte tendende. Come a dire che cosa? Non hanno fatto né al mondo che neanche il mondo hanno impiegato, così grosso eccetera, almeno una settimana. Federico, quanti giovanotti oggi a spasso, eh? Noi gafagna al monte tendende. Lo capisci tu il dialetto? Sì, qualcosina. Con i nonni? Sì.
Se loro lo parlano? A casa sì. Ti rimproverano, non so. Parlano, basta, poi complimenti in dialetto. E noi che fate al mondo tendende, che significa secondo te? E non hanno fatto neanche il mondo tutto in un giorno. Bravo Federico, e questo per dire cosa secondo te? È che a volte per fare delle cose ci vuole tempo. Non bisogna avere fretta. Se tu fossi Federica e non Federico ti avrei già dato un bacio, ah. Noi che fagna il mondo tendende, e il Padre Eterno neppure lui ha fatto il mondo tutto in un giorno, ovvero per fare le cose bene, con calma, non bisogna avere fretta. Caspita, grazie, non abbiate fretta, restate qui, grazie, alla prossima, ciao.